Intanto grazie a tutti, è sempre un piacere partecipare al Meet Forum, per me è la terza edizione, quindi ho visto da vicino l'evoluzione di questo importante incontro, quest'anno in forma digitale, però personalmente mi ha sempre dato una view interessante di quella che è l'evoluzione nel mondo turistico. Da circa 3 anni, diciamo, l'obiettivo anche della mia partecipazione non è mai solamente parlare di borsa e come la borsa può supportare, diciamo, le società a individuare capitali rilevanti per il loro sviluppo, ma è quello, diciamo, di dare anche una view di quello che è il nostro osservatorio. Ovviamente noi come Borsa Italiana abbiamo un obiettivo chiaro, quello di far avvicinare domanda e offerta, dove domanda e offerta vuol dire incontrare società interessanti e interessate a raccogliere capitali, dall'altra parte individuare investitori che lo possono fare. Secondo me oggi non deve essere, diciamo, il mio intervento non si deve focalizzare sulla borsa in sé, ma cercare di darvi qualche spunto, considerato anche la platea che ci sta ascoltando, di quello che sta succedendo. Direi che è inutile e non sono, diciamo, lo speaker autorevole per dichiarare quanto il governo stia facendo, cioè l'ultima bozza di bilancio credo che abbia sollevato tantissime critiche dal mondo del turismo, dato diciamo, il plafond, direi, irrisorio che è stato considerato. Però d'altro canto, al di là di quelli che sono le forti leve bancarie che gli amici di Unicredit tratteranno nel corso della giornata, credo comunque che lo sforzo fatto da alcuni strumenti governativi hanno dato sicuramente, hanno dato sicuramente qualche spunto interessante. E con voi mi piacerebbe fare qualche considerazione, magari partendo da quanto detto anche dal collega precedente. Cerco di trasformare quelle che sono state, diciamo, le sue idee in un ambito di una nuova domanda nel mondo turistico e una nuova domanda soprattutto anche nel mondo finanziario. Ascoltavo con piacere quello che era l'esempio nel mondo della Catalogna o comunque le nuove offerte che vi troverete a gestire, quello che sta succedendo ovviamente anche nel mondo finanziario. Quello che vediamo è che ormai la dimensione è sì rilevante, non conta più, però da parte degli investitori, dove gli investitori devono essere visti non solo per forza ai grandi fondi internazionali, ma banalmente anche le persone fisiche, il mondo retail che oggi ha degli importanti incentivi fiscali per supportarvi nella vostra crescita. Cosa voglio dire? Se pensate al mondo delle PMI innovative o start-up innovative, che sono nella gran parte dei casi società private, parliamo oggi di circa oltre 1700 aziende PMI innovative o start-up innovative, ne parliamo di circa 11.000, dove di queste 11.000 circa il 10% hanno un forte focus sul turismo. Queste società nel 2020 potevano avere un incentivo, potevano dare un incentivo fiscale agli investitori retail che li accompagnavano nel loro percorso di crescita, dove l'incentivo fiscale era un 50% sotto forma di credito d'imposta per l'anno successivo, che è un vantaggio non indifferente. Questo è un esempio tipico di chi è riuscito a leggere la propria azienda in un'ottica di trasformazione innovativa, cercando di dare un proprio focus tecnologico, e ha fatto sì di dare un messaggio al legislatore: dateci dei contributi anche per magari retail facoltosi interessati a poter accedere al nostro capitale, e devo dire che quest'anno abbiamo visto tantissime operazioni in tal senso. Se andate a vedere per esempio anche il mondo del crowdfunding, che sono quelle piattaforme private che aiutano le start-up o le PMI a raccogliere capitali sotto forma di aumento di capitale, nonostante l'impatto del Covid c'è stato un incremento di oltre il 30%. Quindi sicuramente un primo messaggio è sì, il Covid ha dato un impatto a tutti, è difficile poter dare messaggi estremamente positivi, però alcune novità ci stanno spingendo verso in tal senso. Chi è riuscito a essere flessibile, a coglierle, sta comunque mettendo, se possiamo definirlo, fieno in cascina per poter essere più resiliente a quello che può essere anche un 2021 estremamente volatile. Il collega precedente parlava di iniziative di sistema, sono da anni che al Meet Forum parliamo di rete. Probabilmente è molto più semplice per chi ha una dimensione poter accedere
ai progetti di Cassa Depositi e Prestiti con il fondo legato al turismo, oppure se pensiamo alla stessa Invitalia per il mondo del sud, però se si riesce a fare sistema, se si riesce a far rete, almeno dal punto di vista finanziario, sono certo che tanti altri strumenti potrebbero accedere. In questi giorni è stato interessante il progetto promosso da Invitalia su Sorrento, dove circa 12 grandi strutture si sono messe insieme per un progetto di sviluppo. Probabilmente in un mondo dove oggi parliamo di almeno un meno 50% di quello che è l'impatto rispetto alle stagioni precedenti, sono comunque riusciti a portarsi a casa del fondo perduto che aiuterà a queste strutture ricettive di potersi attrezzare al meglio per poter rispondere a una nuova domanda. La stessa operazione credo sia stata fatta dal gruppo Roccoforte anche in Sicilia, così come di recente anche in Veneto ci sono state secondo me un'operazione molto interessante nel mondo degli stabilimenti balneari, dove insieme ai Confidi è stato creato in ottica basket, quindi più stabilimenti balneari, quindi mi rendo conto di società anche piccole che mettendosi insieme, non fondendo le società, ma creando un unico prodotto finanziario, sono riusciti ad avere dei plafond da 200 a 500 mila euro con obiettivo 12 mesi, ma garantiti dal mondo dei confidi. Sto cercando di darvi diversi elementi, ma che devono essere visti come un approccio nuovo a questa nuova domanda dei capitali. I capitali ci sono, cioè l'avete visto, chi ha avuto modo di leggere stamane i media finanziari, c'è stata la quotazione di Airbnb. Fino a qualche giorno fa si parlava di Airbnb come un grandissimo colosso, ma che quest'anno ha perso, credo, oltre il 30% di fatturato, ha licenziato il 25% di dipendenti. Ciò nonostante ha dato, secondo me, un messaggio importantissimo al mondo ricettivo, ha fatto questa IPO, è stata la terza IPO più grande del 2020 negli Stati Uniti, solamente ieri l'azione ha fatto credo più 110%, che ribadisco deve essere visto come un messaggio molto positivo, perché vuol dire che gli investitori che guardano ovviamente l'impatto nel medio-lungo periodo hanno avuto un riscontro positivo su quello che potrà essere il mondo del property management. Anche qui, se pensiamo a fare squadra, interessante è stata l'operazione fatta da Portale Sardegna con Italian Way lo scorso anno, con un forte focus sulla Sardegna, ma che sicuramente altri operatori magari hanno provato a replicare in altre aree geografiche. Nello scorso anno in borsa italiana si è quotata la KBB, che è un altro operatore del mondo del property management, che ha raccolto capitali necessari al proprio sviluppo, si è trovata un impatto importante che è quello del Covid. Ciò nonostante leggo sempre con interesse le dichiarazioni del loro imprenditore, che ha utilizzato il modello per rivedere il proprio piano di crescita, l'ha fatto magari integrando nuovi servizi, e da qui sempre collegandoci a quello che è stato detto dal relatore precedente: è impensabile per voi non poter fare rete, non poter integrare nuove offerte in termini di servizi, perché questo vi potrà consentire per essere più attraenti nei confronti di possibili capitali. È importante sempre per voi, secondo me, chiedersi quali possono essere altre forme al di là del mondo bancario che possono aiutarvi. Secondo me di recente sono state emanate alcuni supporti finanziari dal mondo sempre governativo, per esempio quello legato alla digital transformation, che supporta le PMI per i progetti di trasformazione tecnologica e digitale. In questo caso l'agevolazione concessa era sulla base del 50% delle spese ammissibili, di cui il 10% in forma di vero e proprio contributo, e il resto poi del 40% sotto forma di finanziamento agevolato da restituire entro 7 anni. Ovviamente parliamo di spese tra i 50 e i 500 mila euro, però questo è un messaggio chiaro nel far capire che se io voglio essere attraente nei confronti di una nuova domanda, devo poter immaginare anche in un periodo del genere queste tipologie di progetti. Per chi ovviamente in questo momento non ha la capacità, perché mi rendo conto che tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno che ha avuto un impatto maggiore, ribadisco, per essere quanto più resiliente dal nostro osservatorio, e poter immaginare di fare squadra con altri, in alcuni casi per progetti finanziari, in altri casi proprio ambire a fare
a fare qualche progetto di aggregazione. Sono certo che Massimiliano Cossu potrà darci un contributo nel dire quanta è stata l'importanza per Portale Sardegna quest'anno nell'aver avuto all'interno del gruppo il mondo Charming, perché è stata l'operazione di M&A che credo abbiano concluso, è stata una delle prime operazioni che abbiano concluso dopo la loro quotazione in borsa. Sicuramente quello ha dato un contributo a quello che poteva essere il loro impatto sul mercato. Un altro, secondo me, strumento interessante, e faccio una parentesi e un appello al mondo istituzionale: il turismo in sé ha bisogno di una regia nazionale che sia chiara, competente, cosa che purtroppo in questo momento non vediamo, ma non lo dico tanto io, ma soprattutto gli esperti del settore. Sto vedendo piccole iniziative locali interessanti. Se penso, non so, al mondo Lombarda, che è la finanziaria regionale della regione Lombardia, con un'ottica proprio di fare rete, di dare la possibilità a tante aziende di poter immaginare operazioni di aggregazione, ha messo a disposizione un plafond di 65 milioni proprio per supportare le PMI e le aziende di media dimensione a poter immaginare una crescita per linee esterne o a supportare il cambio generazionale e anche il passaggio di proprietà ai dipendenti, che è un elemento molto interessante perché stiamo incontrando tante società che iniziano non potendo magari fare ricorso ulteriormente al debito bancario, non potendo per determinate caratteristiche partecipare a queste tipologie di strumenti, stanno lavorando ad alcune operazioni di questo tipo. Di recente un'azienda campana, nel trasferire la propria sede a Milano, ha fatto un'interessante operazione, ha acquisito la sede e l'acquisizione della sede è stata finanziata dai dipendenti, che può essere vista magari in modo molto, cioè non così facile da poter mostrare ai propri dipendenti, ma in questo caso una delle leve per poter crescere è quella di poter avere una squadra coesa, una squadra unita, non solo poter comunque dare la possibilità ai propri dipendenti di rendersi partecipi a quella che può essere la crescita e la resilienza dell'azienda. Questo secondo me è stato un interessante approccio innovativo per fare in modo che la propria squadra possa supportare il modello di business e il progetto di crescita della società. Altri secondo me interessanti progetti che sono stati portati avanti, sicuramente anche il fondo patrimonio, sempre legato al mondo Invitalia, che supportava le società con un'acquisizione di obbligazioni o titoli di debito per chi avesse fatto nel 2020 un aumento di capitale. Anche qui secondo me il legislatore l'ha vista lunga sul cercare di far percepire l'importanza di patrimonializzarsi, perché chi è più patrimonializzato, quindi soprattutto anche le società quotate, di sicuro sono molto più resilienti a quelli che possono essere impatti di estrema volatilità come quella che stiamo vedendo. Negli ultimi giorni il CDP, oltre diciamo al fondo legato al turismo, ha fatto tante iniziative, sta lanciando incubatori, sta lanciando particolari fondi, sicuramente il fondo di rilancio legato al mondo venture, anche qui secondo me stimola l'offerta di innovazione. Questo secondo me non deve essere visto solo per quelle grandi società che cercano tecnologia, ma può essere visto anche, diciamo, per quelle PMI, in questo caso anche strutture ricettive o di altro tipo, che cercano in startup o in team di giovani neolaureati, magari quella linfa innovativa per individuare potenziali competenze da poter integrare all'interno della società. Bisogna crescere per competenze, il capitale è sicuramente una leva importantissima, però è un capitale che oggi ha bisogno di poter vedere nel mondo delle società come queste aziende stanno rispondendo a quelle che sono state purtroppo gli impatti legati al mondo Covid. Prima vi ho citato Airbnb, ma sì, in quel caso parliamo del primo grande interlocutore nel mondo del property. Vorrei darvi un messaggio, secondo me, che stiamo vivendo ogni giorno.
soprattutto negli ultimi mesi ci sono state tante PMI, dove parliamo di realtà veramente anche con fatturato da 1, 2, 3, 4 milioni di euro, che sono riusciti a spiegare agli investitori qual è stato l'impatto del Covid, come loro stanno reagendo e come quei capitali possono supportare la loro azienda a una crescita sicuramente nuova, innovativa, con stimoli decisamente diversi, dando comunque un ritorno decisamente interessante al mondo degli investitori. In questi giorni sto vedendo tante società, alcune sono riuscite a raccogliere capitali cercando di collegare il loro modello di business a un modello di business decisamente sostenibile, che è un po' il mood che credo che vedremo sicuramente anche nel mondo delle piccole società nel 2021 e nel 2022. Anche qui ci si collega molto alla richiesta di una domanda differente. Se si vuol cercare sicurezza, se si vuol cercare probabilmente riservatezza, se si vuol cercare servizi, oggi non si può fare a meno che non cercare di offrirli nell'ambito sempre in un'ottica sempre più sostenibile. Ma questo perché? Perché chi vi andrà a finanziare, e questo vale anche per il mondo bancario, cercherà di giudicare l'impact investing, cioè io ti sto dando dei capitali, voglio capire non solo tu come li vai a utilizzare, ma che tipo di impatto avranno sul territorio. Cioè, ora perché noi conosciamo bene il mondo di Portale Sardegna in quanto azienda quotata, però sappiamo bene di come gli investimenti fatti da questa società abbiano avuto un riscontro sul proprio territorio e che ha agevolato sicuramente anche altre tipologie di decisioni fatte da operatori locali. Ma di recente si è quotata in borsa anche il gruppo Fabilia, che anche loro magari quotandosi in estate, in un momento in cui nessuno avrebbe creduto sul mondo del turismo, da un lato, secondo me c'è stata tantissima lungimiranza da parte degli imprenditori nel valutare questo tipo di operazione, così come c'è stata pazienza da parte degli investitori nel giudicare un modello di business che poteva essere magari poco allettante nel breve periodo, ma con un interessante tasso di crescita anche per il futuro. Se uno va a vedere le masse di capitali che vediamo in questo momento, c'è tantissimo risparmio sul nostro conto corrente, ma c'è tantissimo capitale anche in pancia in fondi che sono interessati a poter investire, ma dovete poter promuovere un progetto di crescita che sia per loro allettante. E la crescita, come citato prima, non può passare da una mancanza di visione, di aggregazione, di società vicine a voi, di servizi, di novità che possono rendere quel tipo di progetto quanto più interessante. Veramente vi chiedo uno sforzo a cercare di farmi una domanda, ma se lo fanno gli altri, perché non farlo io? Cioè, negli ultimi 10 anni veramente il mondo delle piccole e medie imprese è cambiato, c'è veramente un interessante mondo da parte del mondo finanziario nel cercare di capire in che modo potervi supportarvi. In questo momento, ribadisco, è difficile, però non vi devi distogliere dall'obiettivo del fatto di poter chiedere comunque aiuto non solo al mondo bancario, ma anche ad operatori specializzati, dove quando parlo di operatori specializzati vi chiedo di fare mente locale, di andare oltre ai propri consulenti affidatari che sicuramente vi hanno seguito in passato, potranno seguirvi in futuro, però ci deve essere un focus su chi segue costantemente questo tipo di strumenti. Perché molto spesso vediamo magari operazioni interrompersi perché magari la squadra scelta in fase di partenza non era quella adatta o adeguata a poter avere quel tipo di approccio. Io credo di avervi dato degli spunti, spero interessanti, mi farebbe piacere capire, a questo punto magari invito anche Massimiliano nella discussione, proprio per darci il suo contributo da azienda quotata di come i diversi strumenti a cui lui ha fatto ricorso magari hanno dato una visione diversa al mercato, hanno contribuito comunque alla stessa società di poter essere più resiliente, non in termini di fatturato, ma in termini di struttura, di mood, di capacità di innovazione nei mesi a venire. La, Max.
la nostra esperienza sotto questo punto di vista, l'ho detto più volte, la considero estremamente positiva. Sicuramente, come saprai, non è comunque stato facile fare un'operazione di questo tipo per una impresa come era appunto Portale Sardegna nel novembre 2017. È stata comunque una corsa anche per creare quell'ottimizzazione dal punto di vista amministrativo, del monitoraggio dei cash flow, di tutto ciò che riguarda la struttura finanziaria, che ci ha fatto certamente crescere e ci ha contribuito comunque a cogliere delle opportunità come quella che tu hai citato, che altrimenti non avremmo ottenuto. Certamente ci ha dato quello che poi era uno degli obiettivi più importanti, ossia una credibilità sia nei confronti dei clienti che in generale degli stakeholder del turismo, per cui consideriamo comunque questa operazione assolutamente profittevole per quello che sono appunto gli obiettivi che la società si sta ponendo. Ovviamente sono passati 3 anni, di mezzo c'è stata questa drammatica pandemia, ma nonostante questo abbiamo avuto la forza, ma anche la solidità finanziaria per continuare a investire e continuare a crescere. Tutto questo poi lo vedremo anche nel prossimo intervento, però certamente il bollino di società quotata anche in questo contesto, nonostante gli oneri, perché ci sono oneri in termini di responsabilità, di pressioni, comunque che in un contesto come questo non è stato facile da gestire, comunque siamo riusciti a tirar fuori quello che poi adesso vi presenteremo con più calma nel prossimo intervento, per cui lo ritengo comunque un'esperienza, così come ci ha dato l'opportunità di attingere a un altro strumento extrabancario che è quello del bond, quindi dell'obbligazione, che siamo riusciti a chiudere anche un po' fortunosamente 10 giorni prima del Covid, e che quindi ci ha consentito anche di affrontare questa situazione così difficile in una condizione di liquidità assolutamente abbondante e sufficiente anche per affrontare una crisi così importante. Ecco, prima di chiudere penso che ci siano pochi minuti, Fabio, ti volevo fare una domanda. Allora, tu eh, incontri tante imprese e tanti imprenditori. Come giudichi il livello, chiamiamolo così, di forma mentis finanziaria nel momento in cui comunque ti presentano un piano? Cioè, sono comunque consapevoli, questi imprenditori si sanno presentare adeguatamente? Pensi che ci sia un'attività di alfabetizzazione finanziaria, in particolare sulla corporate finance, quindi sulle aziende che ancora probabilmente in Italia deficitiamo? Ma bella domanda, nel senso che noi effettivamente incontriamo tante imprese. Quello che posso dirti è che negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione positiva culturalmente nel valutare in che modo presentarsi al meglio nei confronti di una finanza che non è solo quella bancaria, ma anche quella bancaria. Io sono certo che gli amici di Unicredit avranno affinato le loro domande, avranno rivisto completamente quelli che sono anche i loro metodi di giudizio in questi anni. Devo dire che buona parte, diciamo, degli imprenditori che incontriamo, poi dipende un po' anche dalla dimensione, riescono a valorizzare al meglio la loro storia, i loro prodotti, i loro servizi, riescono a valorizzare in meno quello che è l'impatto dei capitali sul loro mondo. Cosa voglio dire con questo? Che purtroppo gli imprenditori a volte devono capire che agli occhi di chi gestisce capitali sono dei clienti o sono dei prodotti. Quindi molto spesso chi gestisce questi capitali, e non è tanto la borsa, ma parlo soprattutto dei grandi fondi, devono poter scegliere. Però prima di entrare in video call con voi, ho parlato con un imprenditore che ha fatto un'operazione, mi ha detto: Fabio, ma come? Sì, ho raccolto dei capitali, però alla fine gli investitori non è che abbiano creduto molto in me e mi hanno offerto una valutazione un po' bassa. Io ho spiegato: guarda, in questo momento, cioè tu sei un prodotto sul mercato, ci sono tante aziende, probabilmente ti sei focalizzato troppo
sul prodotto e meno sulla tua azienda. E questo purtroppo è uno degli esempi che vediamo spesso sul mercato. Poi per fortuna la società è riuscita comunque a raccogliere i capitali di cui necessitava, però è un elemento che va preso in considerazione. Quindi lo spunto che posso sicuramente dare a chi ci sta ascoltando, bisogna prepararsi per tempo. Dove prepararsi per tempo non è il giorno prima, il mese prima, i 6 mesi prima, ma è cercare di affrontare fin da subito, anche se non ce n'è bisogno, in che modo mi potrebbe vedere un interlocutore che non è la banca nel poter immaginare un'operazione straordinaria sulla mia società, in termini di aggregazione, in termini di apertura del capitale, in termini di emissione obbligazionaria. È una domanda che bisogna sempre farsi, così come bisogna farsi la domanda di come il mio team è in grado di potermi supportare da questo punto di vista, dove ci possono essere eventuali gap e se questi gap possono essere colmati col tempo in modo tale da arrivare pronti a spingere quel famoso pulsante per essere attraenti nei confronti di nuovi capitali.